L'estate, il divertimento, il mare, tutto quello che noi vogliamo, ma soprattutto la prevenzione per i nostri occhi. In primo piano, con tanto impegno, l'Unione Italiana Ciechi, perché il loro slogan dice la prevenzione non va in vacanza. Il presidente Giuseppe Vitello. La prevenzione non va in vacanza è una campagna su tutto il territorio nazionale promossa da IAPB Italia Onlus che, avvalendosi di partner locali come l'Unione Ciechi, il Lions Club Zolfare e la Lega Navale, cerca di sensibilizzare la popolazione per la cura dei propri occhi in occasione della prossima stagione balneare. La prevenzione vuol dire avere cura dei propri occhi. Quali sono le piccole raccomandazioni che possiamo dare a chi è in spiaggia, in mare e quindi soggetto eventualmente di attacchi esterni? Dottoressa Cantavenera. Occorre innanzitutto evitare l'eccessiva esposizione durante le ore più calde, quindi proteggere gli occhi nelle zone di maggiore riverbero come al mare o nelle piste da sci utilizzando degli occhiali da sole con degli ottimi filtri di protezione. Occorre bere molto e idratarsi per mantenere il benessere non solo di tutto l'organismo ma anche dell'occhio, e soprattutto qualora vi fosse un fastidio particolare da parte del paziente occorre evitare il fai da te e effettuare dei controlli per attuare delle adeguate terapie. In estate l'Unione Ciechi non va in vacanza, a disposizione di chi può averne bisogno. Sì, noi siamo H24 sempre in servizio, diciamo così, perché i bisogni dei ciechi, i bisogni delle persone sono sempre ogni giorno. Abbiamo il nostro ambulatore oculistico, quindi chi vuole, chi ha problemi può rivolgersi sicuramente a noi presso il nostro ambulatore anche con la ricetta e saremo lieti di potervi servire. Noi come TVA abbiamo realizzato uno speciale di approfondimento proprio di questi temi della prevenzione oculare che vi trasmetteremo nei prossimi giorni.